Emigrate. Bellunesi nel mondo on air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel mondo. Ma tornò, so Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo on air. Ex emigranti dell'Alpago in Svizzera. All'ABM assegnato il premio speciale Pelmo d'Oro 2011. Celebrato il ventennale della famiglia Gordina. Dalla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzati, l'immigrazione bellunese in Brasile. Un saluto a tutti i radioascoltatori e benvenuti alla 17ª puntata di Bellunesi nel mondo on air. La scorsa settimana vi avevo preannunciato che oggi, in questa puntata, la protagonista sarebbe stata Costanza Moretti, però purtroppo per problemi di salute, ovviamente non gravi, un po' di tosse, un po' di febbriciola, non è presente, ma non preoccupatevi, mi ha promesso. Ovviamente sperando anche nei vari virus, che sicuramente lei è una battagliera, perché Costanza Moretta è veramente una montanara, quindi sicuramente sconfiggerà questa lieve influenza che sta combattendo appunto in questo momento. Di certo sarà presente la prossima settimana. Che ne dite? Iniziamo invece con questa puntata, la 17ª di Bellunesi nel mondo on air, e allora vai, cominciamo con la prima news. Si avvicina il 17 settembre, giorno in cui le famiglie bellunesi di Basilea e di Zurigo, che furono le prime a sorgere nel mondo, celebreranno il loro 45esimo anno di vita. Per l'occasione, la famiglia ex emigrante dell'Alpago, presieduta da Bruno De Mark, ha organizzato dal 16 al 18 settembre un viaggio in Svizzera che appunto avrà come momento centrale la partecipazione alla manifestazione della ricorrenza, ma che inoltre condurrà i partecipanti alla visita e al godimento di varie amene ed interessanti località e regioni del territorio elvetico. Per informazioni ed iscrizioni, queste entro il 28 agosto, ripeto, entro il 28 agosto 2011, anche presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel mondo, ove è possibile reperire il programma del viaggio. Info 0437 94 11 60. Ci trovate ovviamente in via Cavour 3 a Belluno città. Grande soddisfazione per la nostra associazione l'assegnazione del premio speciale Pelmo d'Oro 2011, il prestigioso riconoscimento promosso dall'amministrazione provinciale di Belluno, che ogni anno va, attraverso diversi conferimenti, a quanti hanno contribuito alla crescita economica, sociale e morale della montagna bellunese, e che verrà solennemente consegnato il prossimo 30 luglio ad Osoledo di Cadore. Soddisfazione anche per l'eloquente motivazione che accompagna il premio. Fondata a Belluno nel gennaio 1966, svolge un'assidua opera sociale, morale e culturale a favore dei concittadini che emigrano o hanno emigrato, lavorando per la migliore difesa dei diritti umani, della dignità del cittadino italiano nel mondo e della sua identità bellunese. Da questa terra di emigranti va da tutta la nostra gratitudine. L'ABM, con un suo comunicato, dopo aver ringraziato la Giunta Provinciale di Belluno e quanti con essa hanno pensato all'associazione per questo importante riconoscimento, ha dichiarato che il premio non vuole esprimere solo un apprezzamento per l'attività che da 45 anni l'associazione svolge per i bellunesi diffusi nel mondo, ma anche per quanto questi rappresentano per la nostra provincia, di cui si sentono sempre parte viva e alla quale tanto hanno dato e continuano a dare con il loro lavoro e con la loro vita. Le immagini delle nostre Dolomiti, che non mancano mai nelle loro case, nei luoghi di ritrovo delle famiglie dell'ABM, nelle aziende che hanno saputo creare, dimostrano questo forte rapporto che li lega alla loro terra, orgogliosi di essere sempre gente di montagna, espressione di sentimenti e di ideali semplici e profondi, mantenuti vivi nelle tante manifestazioni in cui si respirano le tradizioni ed i valori della cultura alpina. La famiglia ex emigranti della Gordino ha compiuto nel 2011 i suoi primi 20 anni di vita, una vita intensa costellata da tante iniziative di aggregazione e soprattutto di solidarietà per la comunità ed altrove. Ricordate nell'introduzione alla bella manifestazione svoltasi lo scorso 9 luglio nel Nof Filò di Cencenighe, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe, dall'attuale presidente Lucia De Toffol, la quale ha citato i protagonisti della nascita della famiglia e della sua successiva conduzione, concludendo con
sentite parole di elogio e di gratitudine per i soci, vero sostegno della famiglia. Spiritualmente presenti in sala, come ha ricordato Dino Bridda, i tanti agordini ancora sparsi in ogni angolo della terra, dei quali il presidente dell'ABM Gioacchino Bratti, nel ringraziare il direttivo e la presidente della famiglia, ha richiamato i grandi meriti. Si sono uniti a queste riflessioni anche l'assessore del comune di Cencenighe William Fae ed il consigliere regionale Dario Bond, mentre tra le autorità non mancavano il presidente della comunità montana Luca Lucchetta e i sindaci di Falcade e di San Tommaso Agordino Stefano Murer e Moreno De Valle. Per l'ABM erano presenti i vicepresidenti Renato De Fanti e Patrizia Burigo, nonché vari componenti dell'esecutivo. La serata ha avuto una splendida cornice di costumi, di voci, di canti, di musiche, di immagini, con i bambini del mini folk di Selva di Cadore, il gruppo in costume di La Valle Agordina e soprattutto con l'avvincente spettacolo dei noti Canta la Ora, Partire partirò, che ha ripercorso difficili e sofferte storie di lavoro e di vita dei tanti emigranti, in particolare nell'angustia delle miniere e nel duro peregrinare dei Careghete. Frutto di un lavoro serio ed accurato, questa tesi di laurea del feltrino Francesco Gaglio meritava veramente la pubblicazione per aver affrontato il tema dell'emigrazione italiana in Brasile e del rientro dei discendenti degli italiani nel paese di origine nei loro aspetti più importanti, alcuni dei quali sinora trascurati, su cui l'autore, oltre che darci un'esauriente relazione, presenta valutazioni, riflessioni e proposte di indubbia valenza, che meriterebbero certamente attenzione e seguito da parte delle istituzioni e dell'intera collettività. A conclusione, il volume riassume una quindicina di interviste a immigrati italo-brasiliani in provincia, sulle quali si basa buona parte del lavoro, e dalle quali emerge, tra l'altro, un quadro piuttosto negativo dell'accoglienza delle nostre comunità. Info e acquisti, Associazione Bellunesi nel Mondo, via Cavour 3, 3200 Belluno. Vi ricordo che la nostra biblioteca è aperta il lunedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Mi sono dimenticato però di darvi gli orari, ritorniamo indietro. Lunedì dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, il mercoledì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo ed il venerdì dalle 15 alle 18. Sempre in via Cavour, sempre presso la mitica Associazione Bellunesi nel Mondo. Carissimi amici radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione volge davvero al termine. Da parte di Marco Crepaz l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Per informazioni ecco il nostro indirizzo di posta elettronica info@bellonesinelmondo.it, oppure potete anche chiamarci allo 0049 prefisso internazionale 0437 94 11 60. Vi ricordo che siamo anche su YouTube sul canale www.youtube.it/Bellunesi nel Mondo. Ciao a tutti e alla prossima, ovviamente con la voce dolce e splendente della nostra Costanza Moretti, del mitico gruppo giovani dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ciao! Bellunesi nel Mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente Agordina. Bellunesi nel Mondo On Air.